Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli della mattina. È stato convalidato l'arresto di Ali El Abed Baguera, cameriere tunisino di 32 anni, imputato per l'omicidio di Samir Bougemai. Quest'ultimo è stato ucciso a colpi di pistola in via Roma a Palermo durante la notte tra venerdì e sabato scorsi. È stata aperta un'inchiesta sulla morte di Chiara Adorno, la 19enne investita alla circonvallazione di Catania. La salma della giovane è stata sequestrata in attesa dell'autopsia che sarà effettuata nei prossimi giorni. 3 messinesi sono stati arrestati con l'accusa di usura ed estorsione a danno di piccoli imprenditori, dipendenti di esercizi commerciali e pensionati della zona. Avrebbero prestato soldi con tassi di interesse fino al 50% al mese. Utilizzare l'intelligenza artificiale al fianco degli insegnanti per aiutare e sostenere i ragazzi nello studio. Questo è l'obiettivo della regione siciliana che attraverso l'assessorato all'istruzione ha messo a disposizione 1,8 milioni di euro per le scuole superiori. Nello scorso mese l'Ismet di Palermo ha realizzato ben 31 interventi di trapianto registrando un aumento del 50%, un trend confermato anche dal Centro Regionale Trapianti che certifica una crescita di donazioni d'organo intorno al 30% nel 2023. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.